questo punto sono pronto a prendere le vostre domande sia sugli argomenti di oggi, sia su qualsiasi argomento laterale o di cronaca finanziaria di cui volete parlare. Ecco, qui davanti, se potete per favore dirci il vostro nome, la strada di cui lavorate, una cosa, l'annuncio dell'iniziativa dei 100 milioni e scrivere un comunicato stampa che adesso Volevo capire, sono Federico Nicoletti del Corriere del Veneto, se esattamente su questo, se le due banche avevano avviato un lavoro molto dettagliato sui casi di welfare, i casi sociali, se recuperate parte di quel lavoro e chi seguirà le cose per voi e accennava Zaia, ma con la politica come è stato accordato questo? Cito sabato, nella tarda di sabato a un convegno, il sottosegretario Baretta citava esattamente questa cosa come una delle richieste che avrebbero avanzato a voi, facendo il presagire a questo punto che un po' abbiate dialogato. Diciamo scusate, che saputo che abbiamo fissato una conferenza stampa, tutti hanno pensato di mettere il cappello sulla nostra iniziativa. L'ho detto in modo diretto. Però scusi, questo non significa che in realtà questo tipo di sollecitazione nasce certamente dalla nostra volontà di fare le cose, l'abbiamo già dimostrato con il terremoto, con altri episodi, il prestito della speranza che facciamo con la Caritas. Noi abbiamo un'attenzione ai casi di quelle famiglie che sono in difficoltà, che fa parte del DNA della banca. È chiaro che però anche sia dal punto di vista politico, quindi del governo, della regione, dei consumatori, ci sono pervenute moltissime sollecitazioni che credo andassero tutte nella direzione giusta, perché era giusto che la banca facesse qualcosa. Ci abbiamo dovuto lavorare perché anche in questo caso ci sono vincoli, ci sono modalità di erogazione, modalità di rappresentazione di questi interventi che devono essere fatti secondo uno schema che deve essere destinato a portare fiducia, a fidelizzare, a intervenire su quelle persone, su quelle famiglie che sono più bisognose. Però non c'è dubbio che vedrei questo come un punto di sintesi di tante sollecitazioni e di un'attività che noi abbiamo ritenuto giusta e che portasse un valore per la banca e per i nostri clienti azionisti, che vogliamo che rimangano clienti azionisti ma che vivano meglio in questa loro esperienza dolorosa di essere stati partecipi di una serie di interventi che, ripeto, ancora io non ci credo come possano essere stati trattati questi clienti, queste famiglie. Buonasera, Francesco Spini della Stampa. Io ho due domande. Uno è questo, diciamo, l'aiuto a questi risparmiatori traditi come avviene in concreto, cioè sono prestiti, sono denaro a fondo perduto. In secondo luogo invece riguarda gli imprenditori. Lei ha appena detto, l'aveva già anche detto in altre occasioni, che Intesa conferma i doppi affidamenti sostanzialmente, quando sia la ex Vicenza che Veneto aveva andato affidato un imprenditore. Mi chiedo quanti sono però questi casi e quanti sono invece i casi di triplo affidamento, cioè quando anche Intesa aveva già affidato un imprenditore, se anche questi sono tutti confermati oppure ci sono dei rientri. Sì, guardate, la gran parte dei casi sono casi in cui noi abbiamo clienti che sono anche clienti di Intesa Sanpaolo, quindi parliamo oggettivamente di situazioni dove non è soltanto il doppio affidamento, ma c'è un triplo affidamento. È evidente che oggi, lo dicevo agli imprenditori, cioè io credo che una banca debba guardare alla capacità di reddito delle aziende, cioè a me francamente non me ne frega niente se sono 2 o 3 linee di credito. Quello che mi interessa è capire se un'azienda è una buona azienda oppure no, e vi dico pure che me ne frega pure poco delle garanzie, cioè se valuto, visto poi come la BCE ci considera le garanzie del nostro paese, tutto sommato è bene guardare alla capacità di reddito delle aziende. Allora, la gran parte delle aziende che operano in questo contesto sono delle aziende di buon livello, che possono sostenere dal punto di vista della loro capacità di rimborsare il credito, e quindi non dal punto di vista teorico del poiché sono i fidi crea una concentrazione, perché io credo nel modello di house bank, cioè credo che alla fine
chiaramente ci potremo trovare nella condizione che non esista la capacità di reddito, ma questo comunque sarebbe accaduto lo stesso, non è che sarebbe accaduto sia nella ex banca 1, 2 o 3 o nella sommatoria delle 3. Quello su cui noi diamo un'apertura importante è che dove esiste una capacità di reddito prospettica, e nella gran parte dei casi che stiamo vedendo è così, noi non partiamo con un approccio dogmatico, stupido, che è quello del poiché sono i figli, devo tagliare i figli a queste aziende. Anche perché la gran parte di queste aziende sono aziende che sono export related, aziende che rappresentano dei motori di crescita nell'economia del territorio, danno occupazione a persone che possono diventare nostri clienti. Cioè, quindi oggi noi veramente vorremmo porci come l'house bank del Veneto e in questo territorio rappresentare un punto di riferimento per tutti quei dipendenti che lavorano nelle aziende e per sviluppare anche la nostra componente del private banking, perché non dimentichiamo che in questo territorio sono presenti moltissimi benestanti, oltre alle famiglie sulle quali noi faremo gli interventi cercando di sostenerli, ma è indubbio che questo è un territorio dove anche la possibilità di valorizzare il nostro wealth management può trovare una scala importante in questo territorio. Scusi, la prima domanda è? Come avviene invece l'aiuto alle famiglie? Allora, qui entriamo in un aspetto dove la possibilità di dare cassa è preclusa, quindi non c'è la possibilità di dare rimborsi in cassa dal punto di vista delle regole. Noi quello che abbiamo individuato è la possibilità di dare gratuitamente, quindi diciamo sostenendo il costo come banca, dei fondi monetari, quindi dei fondi privi di rischio, comunque assolutamente legati con le dinamiche dei titoli di Stato, e quindi di dare a questi clienti questi fondi monetari che poi i clienti potranno vendere nel corso dei periodi successivi. Tutte queste informazioni sono informazioni che verranno trovate sul sito della banca, quindi apriremo una casella dove sarà possibile individuare le caratteristiche sia per poter accedere a questa forma di intervento, sia dall'altra parte quali sono gli elementi e quali possono essere gli importi che possono essere ottenuti attraverso questa operazione. Questa rientra nell'ambito delle iniziative della nostra banca dei territori, quindi è un'iniziativa rivolta alla clientela proprio per lo scopo, da una parte quello chiamiamolo sociale di intervento a favore dei più bisognosi, dall'altro l'intervento di fidelizzazione della clientela. Prima parlavi lo vedevo la camera, prego. Sì, abbiamo fatto buffalo oggi. Io volevo chiedere, molti piccoli imprenditori invece le azioni le hanno comprate con le imprese, quindi non come privati. Questa operazione si rivolge soltanto ai privati, ma anche a questo genere di situazione? Assolutamente. Totalmente sì. E io ripeto perché lo scopo è uno scopo che nasce da un intervento socialmente a valere sulle famiglie. Ve lo ripeto, io sono rimasto impressionato dal numero di ultra ottantenni che sono stati oggetto di questo tipo di operazione e che si trovano in condizioni di avere un reddito che è inferiore a 30.000 euro, un patrimonio di 15.000 euro. Cioè veramente penso che siamo arrivati a un livello di raggiro, di uno scandalo, guardate, veramente uno scandalo. Prima parla di cancellazione del mutuo, rientra sempre in questo... Questo qui è quello del terremoto, perché non avendo più la casa, cioè se lei in quelle regioni cosa abbiamo detto? Cerchiamo di partire da dove c'è l'esigenza. Il terremoto, non che aveva perso la casa. No, facevo il raffronto con il terremoto, cioè per dire che l'approccio della banca nei confronti di chi ha bisogno è un approccio che muove da delle esigenze oggettive completamente diverse, perché lì chiaramente è un evento che dipende da fattori esogeni. Qui parliamo di un evento che certamente nasce da una mala gestione all'interno di queste due banche, però alla fine il risultato è lo stesso, perché se tu avevi una casa e il terremoto te la poteva giù e nel frattempo c'hai anche il debito verso la banca, tu continui a pagare le rate e non c'è la casa dove vivi. A quel punto ti devi prendere un'altra casa in affitto, un altro mutuo, piuttosto che noi quello che abbiamo deciso di fare è per tutte queste persone intervenire e dire ok, il punto è cancellato, e quindi va a carico della banca intervenire
intervenire per sostenerti socialmente. In questo caso l'intervento sociale attraverso il fondo comune, comunque insomma dare un asset di valore a queste persone è un intervento che viene fatto a valere sulle condizioni di bisogno. Fattori privilegiati, poi lo troverete nelle descrizioni, saranno avere degli handicap, famiglie che hanno anziani, orfani, cioè cerchiamo veramente di dare un contenuto fortemente sociale ad un'iniziativa che ha anche chiaramente la logica di fidelizzare dei clienti e un territorio, ma ha uno scopo prevalentemente di essere vicino a chi ha bisogno. Sono Smiderle, giornale di Vicenza. Io volevo chiedere, in questi mesi di gestione Intesa San Paolo, siccome avevamo lasciato ancora di Vicenza e Veneto Banca con grossi problemi di raccolta, era persa molta raccolta, sarà possibile avere qualche dato, che adesso all'interno del gruppo, però se avete qualche dato su come è andata come è cambiata la... Certamente il trend è stato di ribaltare completamente la posizione da avere dei flussi che, vi ripeto, negli ultimi 6 mesi erano stati pari a 10 miliardi, tanto che lo Stato era dovuto intervenire per riavere 10 miliardi da parte di investitori istituzionali dando la garanzia pubblica. Quindi questo è il ragionamento che facevo sul debito pubblico iniziale, quindi avevano perso proprio negli ultimi mesi 10 miliardi, ancora nei mesi precedenti altri 10, quindi la perdita di raccolta era stata pari a 20 miliardi. Nell'ultima parte da quando abbiamo assunto il controllo della banca e le persone hanno ricominciato, secondo me, da una parte chi lavora in banca a avere un senso di appartenenza della banca, dall'altra parte i clienti a vedere che c'è una condizione di maggior prospettiva di sicurezza, la raccolta è ritornata a essere positiva, quindi una parte quello che si era perso è stato recuperato, ma quello che è un elemento fortemente incoraggiante è che cresce anche il risparmio gestito, cioè quindi anche la componente gestito, che è normalmente il termometro del fatto che torna la fiducia nei confronti della banca, perché non soltanto ai depositi che spesso, se sono al di sotto di 100.000 euro, sono tutelati dal fondo interbancario dei depositi, ma comunque il gestito è normalmente la dimostrazione che tu cominci a crederci. Per questo riteniamo che questo sia il momento dove un forte investimento questo territorio possa essere anche una ulteriore leva sia in termini di orgoglio delle persone che lavorano, perché tutti i giorni potranno riportare nei confronti dei clienti che quello che era possibile fare l'abbiamo fatto, e dall'altra parte di ritornare a generare attrazione di masse di clienti e lavorare con le imprese nel sostenere i loro fabbisogni di sviluppo, e quindi tornare a essere i leader all'interno del credito della regione. Sono Eleonora Vandin, Testante Veneto del gruppo Fineggio Espresso, e le volevo chiedere se ha vociferato già in passato per valorizzare le competenze occupazionali, soprattutto dei giovani che lei ha citato qui, e il fatto anche che in Veneto esistevano 2 grandi sedi direzionali delle 2 ex banche che non sono competenze di rete, se è ipotizzabile pensare per il 2018 che qui in Veneto si possa catalizzare, si era parlato della banca online o comunque di qualche specializzazione di Banca Intesa che possa trovare qui il cuore e il futuro. Noi stiamo in un percorso di definizione del nuovo piano d'impresa, quindi questo è il momento perfetto per definire possibilità di investimento anche in termini di sviluppo, di iniziative del territorio. Quindi io le dico che ancora non abbiamo completato i lavori del piano d'impresa, quindi non abbiamo una proposta di cosa potrebbe essere innestato all'interno di questi territori, però non c'è dubbio che io lo vedo come un elemento che può portare valore alla banca e alle persone che sono su questo territorio. Cioè, francamente io voglio che le persone qui siano contente, che siano orgogliose di far parte di un gruppo, e non voglio creare delle migrazioni di massa all'interno di altri centri della banca. Quindi per quanto possibile quello che cercheremo di fare è di investire sui territori. Oggi non sono in grado di dirle se sarà l'online, se sarà un nuovo mestiere, se sarà un'iniziativa, se saranno i danni della banca, le polizze, noi abbiamo tante cose che vogliamo sviluppare, tante cose su cui riteniamo di poter diventare dei leader ulteriori nel nostro paese. Su questo io non escludo che alcune di queste iniziative possano trovare
trovare una componente importante sviluppata anche su questo territorio. E le ripeto, parte da un presupposto che è quello che tanto più riesci a rendere contente le persone che lavorano nel gruppo, tanto più tu hai un posizionamento che ti rafforza all'interno della comunità e queste persone trasferiscono positività nel territorio. Poi è evidente che questo passa per qual è la dimensione dei nuovi progetti che andremo a sviluppare, però ecco, questa è sicuramente una cosa su cui stiamo lavorando. Buonasera, sono Katia Mandolino, ci sono 24 ore. Volevo tornare sulle imprese. Lei prima ha detto metteremo a disposizione 5 miliardi per le imprese. Volevo chiederle se è un nuovo plafond o è uno di quelli che avete annunciato già. Questo è un nuovo plafond che abbiamo messo a disposizione a partire dal momento in cui abbiamo concluso l'operazione. In quel momento abbiamo indicato chiaramente, quando c'era molta ironia su 1 euro, e allora te lo do pure io 1 euro, la compro io 1 euro, la compro io 2 euro, allora abbiamo detto vabbè, noi mettiamo 5 miliardi di euro di nuovi impieghi, vediamo chi è in grado di fare 5 miliardi di impieghi nuovi se esiste la domanda nel nostro paese. E da quel momento questo plafond è disponibile, le erogazioni di credito sono aumentate nelle banche, perché so che ho parlato della raccolta, che ho parlato del gestito, ma anche l'erogazione del credito è aumentata in queste banche. Noi siamo disponibili su queste banche, così come sulla direzione regionale che già operava all'interno di San Paolo, di erogare queste cifre. Noi non abbiamo un vincolo in termini di disponibilità né di liquidità né di capitale, e se esistono dei progetti da finanziare la nostra potenziale di erogazione, quindi il nostro budget di erogazione di credito può essere modificato da 50 miliardi a 55 miliardi di erogazioni. Cioè è evidente che dovranno esserci progetti e quindi la possibilità per le imprese di manifestare i loro fabbisogni. 5 miliardi sono cifre enormi per il territorio, però quello che abbiamo voluto dire è che noi siamo pronti a servire la domanda di crescita che esiste in un territorio come questo, perché noi ci crediamo e crediamo che possa essere uno dei volani di questo paese, un territorio sul quale noi francamente spesso veniamo definiti come la banca torinese, milanese, la banca. Noi non siamo né una banca torinese, né una banca milanese, né una banca romana, né una banca di Padova, di Firenze, di Bologna. Noi siamo una banca italiana, siamo una banca che peraltro ha 30.000 persone che lavorano all'estero, giusto per ricordare che non siamo solo una banca italiana, ma siamo una banca orgogliosa di essere italiana. Se io posso mettere 5 miliardi di euro a vantaggio della crescita di una delle aree che crescono più nel paese, ne sono ben contento. L'importante è che ci siano progetti che possano essere finanziati o finanziabili. Avevo altre due domande. La prima mi incuriosiva l'incontro che ha avuto con gli imprenditori. Che imprenditori ha incontrato? Istituzionali oppure singoli imprenditori? E se può farci qualche nome? E se hanno presentato delle istanze, delle sollecitazioni a lei. E l'ultima cosa è la sua opinione sugli NPL, sulle nuove regole europee che forse entreranno in vigore dal 2018, se in qualche modo impatteranno in modo significativo su tutti i nostri progetti. Allora, gli imprenditori abbiamo incontrato sia rappresentanti di Confindustria dei diversi territori che compongono il Veneto, sia fra i migliori imprenditori di questo territorio. E in questo incontro è chiaramente emersa da una parte la richiesta di non ridurre i fidi nel caso di fidi mutui, ma soprattutto di guardare al futuro, di mettere le persone migliori del nostro gruppo a servizio della crescita di un territorio come questo, che anche da parte di questi imprenditori, per una gran parte con percentuali di export che minimo erano il 50% e andavano fra il 70 e l'80%, quindi parliamo veramente di gente che è abituata ad una mentalità di carattere internazionale. Quello che ci hanno chiesto è di poterli servire nel modo migliore, di destinare attenzione e di poter essere veramente la loro house bank sul territorio, cosa che io colgo assolutamente come un obiettivo che dobbiamo raggiungere, e proprio per questo non sono andato all'incontro da solo, ma mi sono portato poi le persone che materialmente interagiscono, perché vi ho
citato Barrese e Micillo, ma c'erano anche Simonato, c'era anche Rottini, che da noi è il capo delle relazioni con i grandi clienti corporate, cioè proprio quelli che alla fine devono far succedere le erogazioni del credito, seguire i progetti, e non soltanto sul fronte creditizio ma anche sul fronte del supportarli nei progetti di crescita. Ci hanno chiesto di rafforzare l'utilizzo dei rating qualitativi nelle valutazioni delle aziende. Voi sapete che noi siamo fra quelli che hanno introdotto il rating qualitativo e l'hanno concordato con Confindustria, con Piccola Industria, cioè noi abbiamo oggi, credo, un vantaggio competitivo nei confronti delle aziende, che dipende anche dalla strumentazione che noi usiamo. Ci hanno chiesto di valorizzarlo al loro supporto. Tema dei non performing loans. Qui siamo completamente su un altro pianeta, qui parliamo di temi lo definirei geopolitica bancaria. Hanno parlato personaggi importanti di questo argomento, quindi credo che il fatto che sia Tajani, che Gualtieri, che Patuelli, Padoan, Calenda, Renzi sono intervenuti in modo molto forte su questa vicenda, credo che indichi che viene percepito come un problema potenziale e significativo. Io devo dire che io ho un'interazione continua con i supervisori, quindi con le persone della vigilanza, con le quali, della BCE, con le quali noi interagiamo, e ho un'ottima opinione di tutte le persone con cui interagisco e con cui ho interagito fino ad oggi. Considero una priorità assoluta la riduzione dei non performing loans, ed è quello che noi stiamo facendo, perché li stiamo riducendo dimostrando che è possibile recuperare il valore, quindi non svendendoli, ma dimostrando che i nostri gradi di copertura e il tempo entro il quale recuperiamo è quello corretto. Quindi qualunque regola che andasse a forzare dei tempi di recupero, che sono quelli che noi stiamo realizzando, che stiamo dimostrando sul campo, che sono veri, che esistono, la considero una forzatura. Però detto questo, indubbiamente è una priorità ridurre l'ammontare dei non performing loans. Se noi entro i prossimi 2 anni torneremo al livello pre-crisi, e questo è certo, devo dirvi che riteniamo di poter fare anche meglio, perché la forza dei nostri gradi di copertura, il valore delle nostre garanzie, che viene messo invece in discussione con un approccio che è quello del vale solo il tempo di permanenza di questi non performing nel tuo bilancio, quindi questo lo considero l'elemento che mi sembra un elemento dal punto di vista tecnico, quindi non facendo una valutazione politica, veramente una forzatura, perché nella misura in cui tu hai la possibilità di recuperare, non capisco perché devi valutare con dei criteri chi dice 2 anni, chi dice 7 anni. Cioè, quindi, ve lo ripeto, considero queste persone con cui interagisco delle persone molto in gamba, con cui ho avuto sempre dei rapporti ottimi e che stimo profondamente. Su quello che è stato fatto, su questo addendum al documento, francamente alcuni punti di attenzione e alcuni elementi su cui mi sento di dissentire certamente ci sono. Senza considerare poi che ci sono 2 elementi che considero molto rischiosi in questo approccio. Da una parte, che se chi voleva effettuare dismissioni di sofferenze stava cercando dei prezzi dai fondi di private equity, e quindi prezzi che io non ho mai condiviso, perché ritengo che sia un errore vendere le sofferenze, soprattutto perché se hai il giusto valore dei collaterali li recuperi. Ma comunque, detto questo, se i valori erano posizionati in una fascia 20-30, oggi che ti dicono che se entro 2 anni vale 0 e in generale vale 0, è chiaro che un fondo di private equity non può che vederlo come un'ulteriore fonte di reddito. Quindi sono abbastanza stupito che attraverso questo meccanismo non ci si renda conto che si va addirittura ad impattare sulle valutazioni che classi di attivo possono avere nel bilancio delle diverse banche.
e dall'altra parte i principi contabili, perché è vero che questa regola vale soltanto sul mondo della vigilanza, quindi l'orologeria e patrimonio, ma è indubbio che i principi contabili sono completamente diversi, non sono i principi contabili italiani, cioè qui la stanno facendo passare adesso queste alcune dichiarazioni come un problema gli italiani, questo non è un problema italiano, questo è un problema di principi contabili internazionali. Poi se mi chiedete se lo considero un approccio equo, io credo che leggendo queste regole si legge che la prima cosa, una delle prime cose che viene portata all'attenzione è che non si applica ai repossessed assets, che sono quelle forme attraverso le quali le banche spagnole hanno trasformato i loro prestiti in sofferenza garantiti dalle ipoteche in prestiti immobiliari, cioè in proprietà immobiliari, quindi di fatto hanno preso l'asset al loro cliente e invece di avere le sofferenze ipotecarie come le banche italiane hanno gli immobili. Allora, su questi immobili non si applica. Allora, francamente non capisco perché se io ho una garanzia che è un collaterale che sostiene un prestito debba essere diverso da un immobile che ho preso quando ho rilevato la sofferenza. Cioè questo è uno di quegli elementi che mi portano a dire che alcune valutazioni di equità nei comportamenti che vengono posti in essere nei confronti non di sistemi bancari ma di classi di rischio, cioè esistono rischi di non performing loans e devono essere ridotti, ma avere un portafoglio immobiliare di dimensioni di decine di miliardi di euro non penso che sia un rischio minore rispetto a quello di avere dei non performing loans. E lo stesso avere quelli che vengono definiti i level 3 assets, cioè quegli attivi che sono dei derivati che non hanno un mercato e quindi non possono che essere liquidati soltanto attraverso la vendita fra controparti perché non hanno un prezzo di mercato. E quello che suggerirei io, se vogliamo fare lo stress test perfetto, è obblighiamo le banche a vendere i non performing loans, come stress test parlo, i repossessed assets, cioè gli immobili ipotecari, e i level 3 assets, e vediamo chi perde di più in Europa. Cioè questo secondo me sono quei presupposti che se si vuole andare verso quello che chiamano il level playing field dovrebbe essere un modo per approcciare i problemi in modo integrato, se veramente si vuole fare l'unione bancaria europea. Quindi la mia valutazione è una valutazione di l'obiettivo della contrazione è assolutamente un obiettivo corretto, dobbiamo continuare a contrarre il non performing loan, dobbiamo lavorarci, dobbiamo rafforzare come Intesa San Paolo la capacità di recuperare credito, su questo le richieste sono sacrosante. Quello che secondo me è un meccanismo che richiede assolutamente dei correttivi è questa meccanicità nella definizione dei valori basata solo su un arco temporale che francamente è una regola che considero piuttosto grossolana. Sono Pozzo dell'ANSA, senta una precisazione più di una domanda. Ci diceva che dopo il weekend dell'Immacolata i conti ci tornano, perché era una delle domande che avevamo fatto a Vicenza un anno fa, cioè quando voi sareste entrati a regime con tutti i clienti, se non ho capito male, di Veneto Banca, e c'è tutto il tempo materiale per avere di fatto i clienti iscritti, quindi una serie di procedure. Ecco, ci diceva quindi che il primo step è quello del weekend dopo l'8 dicembre, dopodiché nel 2018... A quel punto noi saremo in condizioni di avere tutte le filiali su un unico sistema informativo e dal punto di vista della capacità di servire i clienti, per poter dare ai clienti di queste ex banche i prodotti Intesa San Paolo, lavorare sul sistema informativo Intesa San Paolo è la cosa più efficiente, perché noi abbiamo la possibilità di comunicare direttamente dal prodotto fino al singolo cliente nella filiale. Questo è un processo che accadrà l'11 dicembre, questo della migrazione, e dal 1° di gennaio 2018 ci sarà un'offerta integrata con la possibilità poi di dare ai clienti i prodotti Intesa San Paolo attraverso il sistema informativo Intesa San Paolo. Coviello Vicenza più, 2 domande tecniche molto rapide. Lei 7 giugno dell'anno scorso, nel 16 chissà può, quando fu insignito la Master in Finance, che quello che è successo qui è incredibile. Oggi l'ha ripetuto e quindi questo è una
ne prendo atto perché è una cosa importante, capire cosa è successo. Le due domande tecniche sono queste, correlate a questa. La prima è correlata a questa incredibilità, questa che lei ha definito una vergogna di gestione verso truffati, tra cui molti anziani, non molti vecchi, anzi, ultra tutelati. Ecco, una domanda tecnica è questa, sul serio. Nel caso di, io dico improbabili, un riconoscimento di danni relativi a queste passate gestioni, danni economici parlo, questi danni rientreranno nelle liquidazioni o andranno in capo a intesa? Questa è la prima domanda. La seconda, così non do il quadro, qui a Vicenza si è parlato molto degli immobili, vecchi palazzi, Tiene e così via. Vorrei che mi confermasse quello che io ho capito leggendo un po', tra le righe, che l'immobiliare Stampa, che è quella che detiene questi immobili, 5 miliardi di immobili, qui oltre a quelli storici anche un patrimonio immobiliare notevole della Banca di Vicenza, rientri nel perimetro di acquisizione o sia tenuto fuori. Nel caso che sia fuori, perché? Grazie. Allora, liquidazione, quindi entrambe le cose sono all'interno della liquidazione, sia che ci sia una richiesta per danni sia questo patrimonio immobiliare. Quello che noi abbiamo fatto come acquisizione è stata l'acquisizione del core bancario dell'azienda, perché quello che era posto come elemento di stabilità era l'attività bancaria, perché era quella che doveva salvaguardare il risparmio, doveva salvaguardare i posti di lavoro, doveva salvaguardare l'intervento delle imprese, e quindi quella componente è stata destinata nell'ambito della liquidazione, ma non c'è stata la nostra volontà di non prenderle, di spostarle di là. Noi su questo francamente abbiamo preso il perimetro che era quello che era più soggetto al rischio di avere un impatto sia per le rilevanze sul fondo interbancario tutela, sia per le rilevanze sistemiche locali, ma comunque nazionali. In quell'intervento che feci in quell'occasione, perché effettivamente ha ragione, io in quell'occasione feci un intervento e ho incontrato alcune persone che erano presenti a quell'intervento ultimamente e che mi riportavano proprio questa testimonianza, che alcune delle persone che erano nel consiglio di quelle banche se ne sono andate mentre io dicevo che per me era incredibile quello che era accaduto, e ho aggiunto che noi siamo una banca di persone per bene, cioè che l'elemento della fiducia e della reputazione è fondamentale quando si fa questo mestiere. Allora, quello che abbiamo visto in questa gestione è veramente un tradimento della fiducia, e lo ripeto, cioè questo mestiere è fatto di reputazione, cioè di avere la fiducia dei propri clienti, anche perché i clienti ti affidano i loro risparmi, cioè ti affidano la loro vita, cioè alla fine avere i risparmi da parte dei clienti significa affidare la vita, ed è anche per questo che quando parliamo di prospettive della banca del futuro, sicuramente la banca del futuro sarà impattata da tutti quegli elementi di digitalizzazione, elementi che porteranno inevitabilmente ad una riduzione del numero delle filiali, ma la filiale rimarrà comunque un centro indispensabile per la relazione di fiducia con il cliente. Tu non puoi avere fiducia attraverso un telefonino, attraverso un computer o attraverso un tablet. La fiducia la guadagni perché ti guardi negli occhi, e ancora più importante, se ti guardo negli occhi e mi fido che tu, o perché ti arriva un ordine dall'alto, perché tu consapevolmente stai facendo una cosa che tradisce la mia fiducia, per questo ripeto più volte incredibile, perché io vivo questo mestiere come un mestiere di cercare di farmi meglio, e le persone che sono con me sono tutte così, per cercare di fare del loro meglio, per essere vicini ai clienti. Poi sbagliamo pure noi, non è che non sbagliamo mai, cioè, è chiaro che qualche cosa che non funziona è successa o potrà succedere pure da noi, però insomma lo spirito è lo spirito di fare le cose in buona fede, e questo è indispensabile in tutte le relazioni umane, e in quella della banca ancora di più. Ci sono altre domande? Buonasera, sono Paronetto del professore Tito. Io volevo chiedere due cose. La prima è ieri la compagnia San Paolo ha venuto un nuovo concetto del capitale, una scelta che rientra nell'ambito dell'accordo di protocollo con MEF, diciamo,
obbligata, e mi chiedevo solo se lei, come vedesse questa perdita del 4% circa del capitale tra le fondazioni soci stabili e storici del territorio della banca, e l'altra cosa se avete preso decisioni sul bond, la conversione del bond della Cassa di risparmio di Genova. Grazie. Allora, sul fronte del bond della Cassa di risparmio di Genova ci stiamo muovendo con valutazioni che portano a minimizzare l'impatto per la banca, e quindi è ragionevole che la conversione possa rappresentare l'evento di minore impatto. Decisione di brevissimo, cioè di poche ore, ma alla fine la valutazione viene fatta sulla base del minore impatto. La prima domanda era? Allora, la mia opinione su questo, vi faccio un esempio. Oggi noi in Italia stiamo correndo dietro al Golden Power Telecom. In questo paese abbiamo una capacità di sottovalutare quanto possa essere strategico il mantenimento di noccioli duri italiani e l'applicazione di norme che potevano andare bene magari nel momento in cui sono state firmate, ma in una fase come questa, in cui l'Italia secondo me ha bisogno di un campione e di un campione che possa avere un nucleo di soci stabili, e Intesa San Paolo oggi la maggioranza del capitale è nelle mani di investitori internazionali, quindi non parlo di una logica di difesa dell'italianità di Intesa San Paolo. Noi oggi siamo un'azienda vuol dire più internazionale dal punto di vista della base azionaria. Però in un momento in cui questo paese necessita di un campione nazionale, il paese sta perdendo i suoi campioni nazionali, sia perché siano oggetto di acquisizioni, sia perché comunque lo saranno o sposteranno le loro sedi in altri paesi. Trovate corretto che si chieda a delle fondazioni di dismettere le loro azioni secondo un principio che è quello che non può essere concentrato più del 30% in una singola componente del loro patrimonio. Una regola che andava bene per il Monte Paschi di Siena, ma quando si fanno le regole per situazioni diverse, forse bisognerebbe anche cercare di porsi il tema che queste regole, se l'azienda che è detenuta è una delle migliori d'Europa e difficilmente queste fondazioni potranno trovare un rischio rendimento, una capacità di dividendi superiori, forse posporre il tempo nel quale veniva richiesto questo tipo di interventi io l'avrei considerato più ragionevole. Però parlo da italiano, non da amministratore delegato di Intesa San Paolo, perché per me francamente io credo che gli azionisti rimarranno comunque azionisti importanti, le fondazioni che io considero azionisti che hanno garantito a questa banca di poter avere un percorso di sviluppo, che sono stati vicini alla banca nei momenti difficili della banca e che hanno sempre sostenuto le scelte del management senza nessuna discussione. Io non ho mai avuto interferenze da nessuna delle fondazioni, pur avendo un ottimo rapporto con i principali fondi internazionali, con la RFIC, con tutti i principali grandi player internazionali, con tutti i miei principali azionisti internazionali. Però francamente devo riconoscere un valore strategico nella presenza di azionisti come le fondazioni nel capitale di Intesa San Paolo, e ve lo ripeto, poi non vorrei mai che fra qualche anno ci trovassimo nel doverci inventare le golden power nel settore bancario. Bene. Sì. Credo che abbiamo concluso, se non ci sono altre domande ci sono.